terra, cioè non ha i piedi a terra, non ha nessun elemento di naturalismo, né musicale né teatrale, è qualcosa che naviga a mezz'aria, è come il sublime concertato delle astuzie femminili, è una delle pagine più belle della musica di tutti i tempi, oppure le pagine sublimi dei pezzi d'assieme del matrimonio segreto, oppure le arie straordinarie che ahimè non sono state ancora riportate alla luce e che io medito da tempo di poter fare, cioè quelle di un capolavoro assoluto sconosciuto che è La Vergine del Sole, opera rappresentata a San Pietroburgo. Si sa anche che l'imperatrice di Russia non aveva la stessa sua grazia Cimarosa, a differenza di quando lo avesse avuto per Traetta e per Alfione, che erano stati musicisti a corte. A corte l'imperatrice Caterina ha chiamato prima Traetta, prima che abbia chiamato Gallo, che è un veneziano, poi ha chiamato Traetta, musicista sconosciuto, poi ha chiamato Paisiello, poi ha chiamato Cimarosa. Pare che amasse più Paisiello, e io ho capito anche perché alla regina era più gradita questa musica, diremmo di una sensualità ritmica più terrena. Per Cimarosa è angelico, è tutto sospeso in aria, è difficile capire veramente Cimarosa per questo aspetto. E io mi auguro che le persone presenti, coloro che fanno parte della cultura, si preoccupino innanzitutto di cercare i punti di appoggio per ogni manifestazione che garantiscano una conoscenza dell'identità cimarosiana, dell'identità di Iomelliana e rispetto alla loro epoca, ma anche rispetto alla nostra, perché un musicista quando è geniale parla per tutti i tempi. Se noi magari troviamo voglia ascoltando la musica, molto spesso questa voglia è determinata dalla nostra ignoranza, dalla nostra cultura. Perché vedete, Cimarosa non è un autore che si concede facilmente. Cimarosa rimane distante dallo spettatore, chiede allo spettatore di salire sul palcoscenico, ma non scende in platea. Questa è una delle caratteristiche. Ci sono tanti aneddoti, ecco, c'è stato un aneddoto famoso nella differenza tra Cimarosa e Mozart, per esempio. Hanno chiesto a un grande musicista di cui adesso non ricordo il nome, dice la differenza tra Mozart e Cimarosa, e costui ha risposto: Mozart ha collocato la statua in orchestra e il piedistallo sul palcoscenico. Cimarosa ha collocato il piedistallo in orchestra e la statua sul palcoscenico. Questo ribadisce quel concetto che vi ho detto all'inizio, che la cultura, l'identità di questi autori va considerata in base alla vocalità, perciò con una percezione della voce sempre presente, sul virtuosismo della voce, su una trasmissione
trasparenza strumentale, trasparenza di strumentazione. Questo vale a dire maestri direttori che capiscono questa esigenza cinerosiana e non chiedono all'orchestra suoni sforzati o suoni troppo carichi di armonici che possano offendere o mascherare le voci. Io non so che altro dire, ecco, quando mi sono occupato del maestro di cappella, Pizzicato ha una strumentazione fatta da un valente musicista italiano, perché la strumentazione originale del maestro di cappella è in parte perduta. Insieme con il musicologo Legrada individuavano diverse pagine originali indubbiamente di mano di Cimarosa. Le mettemmo insieme e ricostruimmo questa partitura, togliendo dall'orchestra la superfetazione dei fiati, perciò appena con 2 corni antichi, con 2 oboe, e poi l'orchestra completa, e gli oboe come si dice nel libretto, i fagotti, dove il maestro di cappella a un certo momento dice stati zitto al suonatore del fagotto, che a sto strumento mi pare una vitella, come lo suono, cioè vale a dire troppo. La stessa cosa vale per i corni e le cose, quando parla con ironia, ecco, sul come si dirige e come si suona la sua musica, cioè l'insieme, la trasparenza, il sovraccarico, la non esuberanza dei suoni. Noi maledettamente viviamo in una civiltà microfonizzata e mano a mano ci sta rendendo sordi. Per cui ecco, la nostra sordità la possiamo guarire se ancora ritroveremo l'esilità geniale del suono di Cimarosa e la genialità del canto di Leonello, che è uno dei più grandi costruttori di melodie. Il buon Mattei, che era un musicologo straordinario, filosofo, orientalista dei suoi tempi, diceva che Leonello aveva creato le più belle melodie della seconda metà del Settecento, perché le più belle della prima metà le attribuite giustamente a Pergolesi. E signori, altro niente. Auguri a questa iniziativa, auguri alla Versa e auguri a Cimarosa, Leonelli e alla scuola napoletana, che trovino la giusta via per essere recuperati da questo essere confusi in un calderone dove non si fa differenza tra Handel e Mozart, tra Haydn e Mozart, tra Haydn e non parliamo tra i tedeschi e la scuola napoletana. Mm-hmm.